Buongiorno, eccoci qua per un'altra lezione di yoga. Spero che stiate tutti bene. E allora cominciamo a alzare la nostra energia. Facciamo questo movimento. Chiudiamo i pugni, li portiamo al torace. Sono positivo, energico, entusiasta. Ancora, tutti insieme. Sono positivo, energico, entusiasta. Ditelo con forza, con convinzione, gridatelo. Sono positivo, energico, entusiasta. Ancora una volta, sono positivo, energico, entusiasta. Bene, rilassiamo, bei respiri profondi. E adesso visualizziamo, vediamo davanti a noi un grande cielo azzurro con tante piccole nuvolette bianche e pensiamo che questi siano tutti i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, tutto quello che ci disturba. E piano piano vediamo che queste nuvolette si allontanano all'orizzonte. Prendiamo dei bei respiri e con ogni espirazione immaginiamo di allontanare a una tutte queste nuvolette, fino a quando il cielo rimane completamente libero, completamente limpido, completamente terso. Fermiamoci un attimo, facciamo questa esperienza di vedere tutti i nostri pensieri che si allontanano e dentro di noi si crea un grande spazio, spazio nel corpo, spazio nella mente e un grande spazio luminoso nel cuore. E adesso facciamo sempre movimenti con le braccia, ma adesso un movimento lento, morbido. Creiamo come un'onda con le braccia. Inspirando le portiamo indietro, espirando le portiamo in avanti. Ancora una bella onda ampia. Inspiro dentro l'aria, espiro fuori l'aria. Ancora dentro l'aria, fuori l'aria. Inspiro, espiro. Ancora bene indietro le braccia e poi in avanti. Butto fuori completamente il respiro. Bene, rilassiamo. Lavoriamo un po' con le spalle. Sciogliamo un po' le tensioni dalle spalle, dal collo. Su una spalla, giù l'altra. Le muoviamo ad elica. Una spalla va indietro, l'altra va avanti, una giù, l'altra su. Con un bel movimento ampio, fluido, rotondo. Cerchiamo di sentire come lavorano i muscoli delle spalle, i muscoli della schiena, tutta la muscolatura dorsale della parte alta della schiena. Adesso nell'altra direzione. Sempre lo stesso movimento. Lento, ampio, morbido. Sentiamo il piacere di muovere così il nostro corpo, di far lavorare così i nostri muscoli. Bene, ci fermiamo, rilassiamo. Spalle bene aperte, senza chiudere la schiena, senza chiudere il torace. Spazio nelle spalle, spazio nella schiena, spazio nel torace. Adesso intrecciamo le dita delle mani, portiamo una mano verso l'alto, l'altra verso il basso e facciamo un movimento veloce, sblocchiamo un po' i polsi, rilassiamo, poi ancora, adesso i palmi delle mani verso il corpo, facciamo lo stesso movimento in orizzontale. Bene, rilassiamo. Adesso il dorso delle mani verso il corpo e facciamo lo stesso movimento. Bene, rilassiamo. Teniamo sempre le spalle aperte, tutto il corpo rilassato, il viso disteso, morbido, sereno.
Solleviamo una gamba, la pieghiamo, portiamo il ginocchio verso l'alto, e disegniamo dei cerchi nell'aria con il ginocchio, lo apriamo lateralmente, lo riportiamo al centro, lo portiamo un po' nell'altra direzione. Anche qui deve essere un movimento fluido, morbido, sentire che sciogliamo bene l'articolazione dell'anca. Nell'altra direzione. Ancora un cerchio. Ci fermiamo, rilassiamo. Ascoltiamo per un attimo la gamba che ha lavorato e l'altra gamba. Cerchiamo di sentire che in questa gamba si muove l'energia. Poi su l'altra gamba facciamo lo stesso movimento. Cerchiamo di essere sempre attenti a quello che stiamo facendo. Nell'altra direzione. E ancora un cerchio. Bene, rilassiamo. Adesso disegniamo con le braccia il cerchio della gioia. Portiamo le mani al cuore in Namaste. Le allunghiamo in avanti, intrecciamo le dita delle mani, palme delle mani in avanti. Poi su, andiamo su verso l'alto, non solo con le braccia, anche con la mente, con lo spirito. Andiamo a cercare luce e lentamente facciamo scendere le braccia, disegniamo un cerchio tutto intorno a noi, un cerchio di luce, un cerchio di gioia. Spingiamo un po' indietro le braccia, poi riportiamo le mani unite al cuore, ancora, distendo le braccia in avanti, le porto verso l'alto e lentamente le faccio scendere. Vediamolo, questo cerchio di luce, questo cerchio di gioia che si forma tutti intorno a noi, che ci accoglie, che ci protegge. E un po' indietro le braccia, inspiriamo e portiamo ancora, con l'espirazione portiamo ancora le mani al cuore. Lo facciamo ancora una volta, intrecciamo le dita delle mani, giriamo i palmi delle mani in avanti, allunghiamo le braccia, andiamo su con un movimento attento, consapevole, andiamo verso l'alto, portiamoci verso l'alto e poi piano piano, un cerchio sempre più ampio, come un'aura, tutti intorno a noi, un'aura di luce, di serenità, di calma e di gioia. Un po' indietro le braccia, inspiro e poi con l'espirazione porto ancora le mani al cuore. Rilassiamo, fermiamoci un attimo. Continuiamo a sentirci avvolti nella luce, nella pace e nella gioia e nella tranquillità. Adesso portiamo le mani alle spalle, inspiro dentro l'aria, espiro, torsione sul lato, tenendo le braccia aperte, non chiudiamo le braccia. Torno al centro, inspiro, espiro, ruoto sull'altro lato. Ritorno, ancora. Torno al centro, inspiro dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora una volta, torno al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Inspiro, espiro. E ritorno. Adesso allunghiamo le braccia lontano, giù bene le spalle lontano dalle orecchie e poi rilassiamo.
mani sulle ginocchia, distendiamo completamente. E ancora ascoltiamo l'energia che si muove nelle spalle, nelle braccia, lungo la colonna vertebrale, in tutta la schiena. E più rilassiamo, più riusciamo a percepire queste sensazioni sottili che ci regala il nostro corpo. Adesso flettiamo la testa in avanti. Con l'inspirazione la portiamo al centro, espirando la estendiamo indietro. Sentiamo che si distende bene tutta la gola. Torno al centro, inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro. Adesso sentiamo che si distendono bene tutte le vertebre cervicali. Torno ancora al centro e ancora porto indietro la testa e ritorno. Inspiro, con l'espirazione giro la testa, la riporto al centro, inspiro, espiro, la giro verso l'altra spalla. Torno ancora con la testa al centro, adesso la inclino verso la spalla, la faccio scendere verso la spalla, sento che si distende bene tutta la muscolatura sull'altro lato, ancora dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno ancora una volta e adesso distendo e spingo un po' verso il basso il braccio opposto e tengo un attimo questo allungamento. Sentiamo che si accentua qua l'apertura dei muscoli su questo lato. Poi ritorno, testa all'altra spalla e distendo il braccio opposto. E ritorno. Flettiamo la testa in avanti e disegniamo dei cerchi nell'aria. Lentamente, sempre, sempre, movimenti morbidi e fluidi. Ancora un cerchio. Nell'altra direzione. Ascoltiamo il peso della nostra testa, ascoltiamo come si muove la testa, come si muove il collo. E ci fermiamo. Rilassiamo, ascoltiamo per un attimo. Adesso l'energia si muove nel collo, sentiamo che sale su fino alla nuca. Il collo è questo canale tra il corpo e la mente e tutte le nostre emozioni che salgono dal profondo qua devono trovare il modo di esprimersi. Se non riusciamo a dare un nome, a riconoscere le nostre emozioni, tutte le tensioni si fermano qua sul nostro collo. È un peso, è piombo sul nostro collo. Dobbiamo sempre cercare di fare un po' questi movimenti leggeri, sciogliere tutte queste tensioni. Bene. Adesso intrecciamo ancora le dita delle mani, portiamo le mani intrecciate dietro la nuca, inspirando dentro l'aria apriamo bene, allarghiamo bene i gomiti e fuori l'aria ruoto la testa, la faccio scendere, lascio pesare un po' le braccia sulla testa. Poi torno al centro, dentro l'aria, allargo bene, quanto possibile, avvicino bene le scapole, ruoto la testa nell'altra direzione e la faccio scendere. Ancora, torno al centro, apro inspirando, espiro fuori l'aria, ruoto e chiudo, avvicino un po' i gomiti. Ancora, apro, allargo al centro e scendo ancora.
e ritorno. Apro, cerco di tenere un attimo questa posizione, avvicinando bene le scapole, poi sciolgo, intrecciamo ancora le dita delle mani, adesso spingiamo le braccia in avanti, le spalle sono lontane dalle orecchie, spingiamo in avanti le braccia e anche le spalle, apriamo dove abbiamo chiuso lo spazio interscapolare, lo spazio tra le scapole prima era completamente chiuso, adesso lo apriamo completamente e teniamo un attimo questo allungamento e lasciamo, rilassiamo, distendiamo, portiamo ancora un attimo la testa da una spalla all'altra con un movimento leggero. Bene, ci fermiamo. E adesso ancora movimenti leggeri, lenti, lentissimi con le braccia. È una danza delle braccia. Seguite i movimenti delle mie braccia e cercate proprio di togliere tutto il peso dalle braccia. E tutto con lentezza e con leggerezza. Riscopriamo il senso della lentezza, ritroviamo la leggerezza. Braccia leggere come piume, senza peso. Non siamo abituati a muoverci così. Forse c'è un po' di impazienza. Ma sentiamo che un movimento dopo l'altro, tutto si acquieta dentro di noi. Tutto diventa leggero e armonioso. Fermiamoci un attimo così. Poi appoggiamo le mani sulle cosce, i palmi delle mani verso l'alto, spalle bene aperte, rilassate. Ascoltiamo per un attimo. Sentiamo che qualcosa si sta muovendo ancora. Abbiamo creato intorno a noi un'atmosfera sottile. Sentiamo che c'è leggerezza anche dentro di noi, in profondità. Tutto tranquillo, tutto armonioso. Bene, vi ringrazio, la lezione di yoga è terminata e ci ritroveremo presto. Buona giornata a tutti e un abbraccio a tutti.